Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera, bentrovati. Concluso la scorsa settimana il ciclo estivo, i 2 mesi di Panorama Sardo speciale estate, ritorniamo sui temi classici e lo facciamo in questa puntata con un'apertura dedicata a un tema di grande attualità, l'approvazione 2 settimane fa del piano casa che dovrebbe rilanciare l'economia costruttiva in Sardegna, e poi concluderemo parlando del mondo dell'auto, di questo passaggio all'elettrico entro il 2035 che anche secondo il commissario europeo Bremer è tutto in salita. Ma parliamo di costruzioni, quindi rallentato il vortice creato dal superbonus che rimane in vita solamente per alcuni particolari, arriva il piano casa. Che cosa vale nel vostro mercato questo tipo di passaggio e di iniziativa molto difficile a livello politico? L'ultimo piano casa aveva avuto un significativo, diciamo così, impatto sull'economia della Sardegna. Ricordiamoci che il settore delle costruzioni è il primo settore industriale della Sardegna, per cui se pensiamo a quel piano casa non possiamo che essere ottimisti. Ovviamente qualche dubbio, perplessità ce lo dobbiamo conservare, tenuto conto del fatto che questo provvedimento viene licenziato quando la legislatura regionale è in procinto di concludersi, e poi perché comunque è un piano che anche questo verrà vagliato dal governo e non sappiamo quale sarà la reazione degli organi dello Stato rispetto anche a questo piano casa, perché comunque contiene qualche provvedimento che sta facendo discutere soprattutto gli ambientalisti, nonché certi settori della politica, riguardo al fatto che tocca anche quella parte, diciamo così, dei 300 metri nelle coste, 300 metri dal mare, dove sono previsti interventi edilizi sulla, diciamo così, immobili dedicati ad hotel, a residence, che erano fino a ieri esclusi da ogni tipo di intervento. Il piano casa può bilanciare le perdite create dal rallentamento del superbonus? Tanto il piano casa avrà sicuramente un impatto positivo. L'edilizia si è stabilizzata adesso su nuovi livelli, non raggiungerà mai i livelli del passato, penso alla crisi pre-mutui subprime americani, quindi quei livelli che erano i livelli di massima espansione non li raggiungerà più, però si è stabilizzata su nuovi livelli che sono di tutto rispetto e che soddisfano quelle che sono le esigenze del mercato. Quindi non ci sono problemi relativamente alla tenuta del settore di costruzione, che terrà perché c'è il piano casa, ma c'è soprattutto il PNRR, così come ci sono politiche che verranno, diciamo così, troveranno. Quello dell'adeguamento energetico. L'adeguamento energetico e la ristrutturazione, comunque l'adeguamento del oltre il 90% degli immobili che sono di vecchia costruzione, quindi
saranno tutti toccati e questo avrà un impatto, diciamo così, del tutto rilevante. Adesso bisogna vedere anche lì però un altro problema adesso di un certo rallentamento dato dal fatto che i mutui sono saliti, perché è salito il costo del denaro, quindi questo sta frenando un po' l'edilizia abitativa, soprattutto nella compravendita degli immobili. Questo è un problemino, diciamo così, se vogliamo parlare di luci, ma parlare anche di qualche ombra. L'edilizia cosa rappresenta nel prodotto interno lordo regionale? È il primo settore industriale della Sardegna. Adesso, per esempio, il 110 ha dato un impulso notevolissimo. C'è stata una crescita addirittura in 3 anni del 60%. Quindi questo ha dato tantissimo. Alti livelli di percentuale del PIL non è che ce li abbia così molto presenti, ma in termini occupativi rappresenta, diciamo così, ripeto, primo settore industriale, il 40% dell'industria in Sardegna è data da termini occupativi, comunque parliamo sempre di, poi bisogna capire quali sono gli addetti diretti, che possiamo dire che sono 40.000, ma poi c'è l'indotto che è difficilmente calcolabile, ma ha un'importanza del tutto centrale nell'economia della Sardegna, soprattutto per quanto riguarda l'occupazione. Negli anni passati avevamo osservato nelle nostre chiacchierate, direttore Murru, che il reddito di cittadinanza aveva creato dei problemi nel trovare personale da impiegare nel mondo delle costruzioni. Il blocco del reddito riaprirà anche questa possibilità? Guardi, io ritengo che il settore delle costruzioni ha bisogno soprattutto di trovare figure che siano qualificate. Quindi parliamo di formazione. Perché il settore è cambiato tantissimo, i vecchi muratori, i vecchi carpentieri, i vecchi ferraioli ormai hanno raggiunto l'età della pensione e non c'è stato un ricambio. Ma soprattutto non c'è la formazione delle nuove figure, perché oggi il settore delle costruzioni si è trasformato, si usa meno mattone, si usano più pareti strutturate, c'è un uso dell'impiantistica che è del tutto considerevole, per cui il problema è la formazione. Anche la formazione è una di quelle cose che è stata trascurata, anche in Sardegna, dopodiché bisognerà che gli organismi, diciamo così, regionali, ma anche gli organismi bilaterali riprendano in considerazione la, diciamo così, strutturare nuovi processi formativi e poi, però bisogna renderlo anche appetibile ai giovani nel settore delle costruzioni. Ma c'è questa possibilità perché c'è il mercato, per cui se il settore delle costruzioni garantirà un percorso formativo idoneo e soprattutto livelli retributivi attrattivi, non c'è dubbio che i giovani torneranno a formarsi e a lavorare in edilizia. Il fatto che la Sardegna abbia acquisito nell'ultimo mese al vertice dei costruttori della piccola e media industria un sardo alla guida, per voi è un grande motivo di soddisfazione? Un grande motivo di soddisfazione per tanti motivi. Intanto perché è un amico, intanto perché abbiamo condiviso con Giorgio Del Piano percorsi, diciamo così, associativi negli ultimi 10 anni. E poi è una persona che io stimo in modo particolare per la sua serietà, il suo equilibrio, grandi doti di equilibrio, ed è anche una persona umile che quando non conosce un problema studia, si aggiorna e quindi è la persona che può rappresentare al meglio il settore delle costruzioni e anche la Sardegna. Nella chiacchierata che abbiamo fatto con Del Piano subito dopo la sua nomina a presidente nazionale dell'ANIEM, abbiamo sottolineato quanto sarà importante riaprire il dialogo fra il mondo delle costruzioni e il mondo del credito. Purtroppo il mondo del credito è un mondo che io ho vissuto, ho avuto anche un'esperienza bancaria nella
conduzione della rappresentanza della proprietà della Banca di Cagliari. È qualcosa a tutti noto. Il mondo del credito c'è una distorsione di fatto, che c'è una concentrazione del potere nelle mani delle grandi banche, dopodiché è un mercato distorto, nel senso che vediamo oggi le banche comprano i soldi a zero e li vendono a prezzi stratosferici, per cui si parla anche di extra profitti. Extra profitti sono dati dal fatto che il mercato è distorto. Compri i soldi a zero perché c'è una liquidità importante nei depositi del risparmio delle famiglie e delle imprese, e dall'altra parte quando vendono sono in regime di monopolio e diciamo che vendono un po' a quello che vogliono. Quindi il problema del credito è un problema di un mercato che non c'è. Non c'è perché c'è una concentrazione delle banche, che poi sono quelle che poi determinano anche la linea di controllo della Banca d'Italia, per cui questo è un problema che è generazionale. Chissà quando la società, gli stati, le nazioni ci metteranno mani, e chissà quando potremo avere un credito che sia più a misura delle famiglie e delle imprese. Oggi non è così, io non sono neanche fiducioso che nel giro di qualche legislatura che ci si possa mettere seriamente in mano e trovare condizioni migliori. Siamo alle conclusioni, come tutti gli anni facciamo una previsione di quello che sarà il vero anno economico, che parte da adesso, dalla metà di settembre, e ci porterà fino a giugno. Io sono molto positivo, vedo un settore delle costruzioni stabile e sono anche fiducioso del fatto che i problemi, almeno gli organismi associativi della bilateralità hanno individuato quali sono i problemi per cercare di mantenere un settore che sia sicuro, sempre più sicuro per chi ci opera, e sempre più qualificato sempre per le figure che ci operano. Sono due cose, sicurezza e qualità, sono le sfide per mantenere un settore edilizio stabile e sicuro. Su questo ci stiamo lavorando anche pure noi, siamo parte attiva di questi processi. Si tratterà poi di far capire anche agli organi di governo locali e nazionali quali sono le politiche e i provvedimenti che servono per avere un settore edilizio che riesca a soddisfare le esigenze del mercato e della società. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito.
Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. La Fondazione Pula Cultura Diffusa continua il suo programma con un ricco calendario di eventi, conferenze, laboratori, visite guidate al sito, con la finalità di far conoscere al visitatore il lavoro di scavi, scoperte e relativi studi che è stato svolto in questi anni nel prestigioso sito di Nora. Attualmente la campagna di scavo è condotta dalle università di Cagliari, Genova, Milano e Padova. È un'occasione per presentare la 19ª edizione di Pula Archaios, che si svolgerà dal 7 settembre al 7 ottobre e si concluderà con l'atteso appuntamento del Romanum Convivium, che sarà realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero Asuni con un menù a base di ricette in uso nel periodo in cui Nora era sotto il dominio romano. Buonasera telespettatori di Panorama Sardo e Tela Sardegna, buonasera Valerio. Siamo tornati a Pula, dove la Fondazione Pula Cultura Diffusa oggi presenta un altro progetto, lo fa nella sua programmazione che sta andando sempre incontro a quelle che sono le esigenze del territorio ma soprattutto dell'utenza. Oggi siamo a una giornata di fine stagione ma con una proiezione annuale. Sì. Diciamo che siamo alla 19ª edizione di Pula Archaios, una rassegna che è nata per far conoscere in maniera divulgativa quel che succede con le università, quindi gli scavi di Nora. Allora, diciamo che gli scavi archeologici di Nora stanno diventando sempre di più un'attrazione turistica. C'è una piccola percezione, però di questo non siamo ancora sicuri perché non abbiamo ancora i dati, di una flessione del turismo, una piccola flessione del turismo, anche se io dico che siamo prudenzialmente ottimisti. Però questo non corrisponde alle presenze degli scavi di Nora. Abbiamo avuto già 10.000 visite in più rispetto all'anno ad oggi e quindi questo ci fa pensare che probabilmente e riflettere che bisogna rimodulare l'offerta turistica e quindi prestare sempre maggiore attenzione agli scavi archeologici, a tutto ciò che rappresenta la cultura della Sardegna. La Fondazione in sinergia con il Comune, con tutto il territorio, ha fatto sì che la stagionalità fosse più ampia. Come abbiamo ribadito in diversi nostri interventi, aprile è stato un mese dai grandi numeri e tutta l'estate si è potuto poi, anche con le nuove scoperte ma soprattutto con le iniziative dei cursori, andare incontro a quello che è l'esigenza vera e propria anche del turista. Certo, perché gli scavi, la visita agli scavi archeologici devono essere innovativi, quindi anche con i cursori, con le nuove, fra poco contiamo anche di fare le visite notturne, quindi anche dare altre opportunità alla visita. Però diciamo che non solo aprile, noi abbiamo lavorato benissimo con gli scavi anche nei mesi di febbraio-marzo, perché comunque c'è stato tutto il turismo scolastico, che anche quella è una nicchia di turismo abbastanza importante che fa comunque i numeri. Professore, arrivare a Nora, che era un porto romano, per poi aprire le porte a tutte quelle che sono delle scoperte. Il vostro lavoro è un viaggio di scoperta. L'Università di Padova, in collaborazione con le altre università, compresa quella di Cagliari, fa base qui per queste scoperte.
Sì, l'Università di Padova con l'Università di Cagliari, Milano, Genova fanno base qui da moltissimi anni, ormai quasi da 30 anni, e per noi è una scoperta continua. Nora è un grande laboratorio di ricerca perché sta al centro del Mediterraneo occidentale e a Nora sono passati tutti, sono passati i Nuragici, i Micenei, i Filistei, i Fenici, i Punici, i Romani, i Vandali, i Bizantini, quindi scavare Nora e scoprire Nora è come ricostruire tutta la storia del Mediterraneo. Questo è il valore inestimabile di questo centro antico e questo tesoro della Sardegna che deve essere valorizzato al massimo. Il nostro lavoro è fare ricerca, produrre conoscenza storica, ma anche comunicarlo, per cui una volta che le nostre scoperte sono fatte, concluse, elaborate, vengono trasmesse al grande pubblico, ai turisti che visitano la città, ma anche alla cittadinanza, alle scuole, e quindi produciamo anche molti strumenti divulgativi. Proprio quest'anno è uscito un numero speciale di archeologia viva, abbiamo prodotto il virtual tour con i visori per la realtà immersiva, quindi scopriamo, ricerchiamo, ma anche vogliamo tanto comunicare e fare del nostro, come dire, sapere, tra virgolette, un qualcosa di cui la comunità può veramente fare uso. Allora, faccio mia una citazione famosissima: il vero viaggio di scoperta non lo sta nel trovare nuovi posti, ma nell'avere nuovi occhi, e i vostri occhi sono sempre colmi di quella passione, di quel lavoro che comunque vi porta indietro nel passato, come una timeline che poi ci serve per il futuro. Sì, l'archeologo ha una caratteristica principale, è un curioso, un incredibile curioso che vuole sapere, vuole conoscere, e lo scavo è proprio un percorso di conoscenza mosso dalla curiosità, capire che cosa c'era in età medievale, cosa c'era in età romana, cosa c'era in età fenicia, e quindi appunto mettere assieme tasselli di curiosità per ricostruire una storia del sito e una storia di un'area archeologica che è la storia di noi, perché non dimentichiamoci, non siamo degli antiquari, siamo degli storici. L'antiquario guarda il passato come qualcosa di chiuso e finito, noi guardiamo la storia come qualcosa che può avere un senso nel contemporaneo, e per questo ci muoviamo. Uscendo un attimo dagli schemi, mi permetto di chiederle quelle che sono le caratteristiche di un menù che sarà un menù romano dell'epoca che i ragazzi dell'Istituto Alberghiero andranno a creare apposta, ma lei, arrivando qui in Sardegna, qual è il suo piatto preferito? Il mio piatto preferito è ovviamente la fregola con le arselle, non si discute. E ho anche qualche ristorante molto buono che lo fa, ma non posso dirlo perché sennò facciamo pubblicità. Bentornata ai nostri microfoni. Oggi un altro evento di Nora. Con Pool Archaios abbiamo l'occasione, assieme al Comune e ai vari soggetti che lavorano nel sito, di presentare le attività in corso a Nora e nel territorio di Pula. Oggi abbiamo un pubblico particolare: studenti, archeologi, le istituzioni, ma soprattutto la cittadinanza che deve tutelare i beni culturali. È importantissimo che venga coinvolta la comunità, che è il soggetto per cui noi conserviamo e tuteliamo la comunità di oggi e la comunità di domani. È importante che sia coinvolta nell'attività di tutela. È per la comunità di oggi e per la comunità di domani che noi preserviamo, tuteliamo il patrimonio culturale. I lavori sono sempre fondamentali, come le connessioni, non ci stancheremo mai di dirlo, bisogna sempre comunicare, e anche nel modo giusto. La divulgazione è fondamentale anche per far conoscere qual è l'attività e come agisce la soprintendenza nel proprio lavoro quotidiano. Lei in tempi non sospetti non ci ha spoilerato della famosa piazza con le fontane. Ha in serbo qualche altra sorpresa per noi? Allora, la piazza con le fontane non è un rinvenimento recentissimo ed è venuta alla luce nel corso dell'attività di scavo dell'Università di Cagliari, quindi sono le università che hanno le concessioni a presentare i risultati dei loro lavori, ma le novità sono costanti in un sito che vede molti soggetti all'opera come quello di Nora. Questa manifestazione si rivolge in modo particolare ai cittadini di Pula, perché ovviamente sanno che c'è Nora nel giardino di casa, ma probabilmente qualcuno ignora quello che Nora rappresenta. Quindi queste sono principalmente delle conferenze divulgative tenute dai massimi esperti nel settore e che divulgano appunto con un linguaggio assolutamente appropriato e rivolto appunto a un pubblico di non specialisti quello che loro trovano annualmente durante il lavoro di scavo archeologico. Ovviamente sono coinvolte le scolaresche con una serie di laboratori.
E in più anche quest'anno, appannaggio dell'ultimo appuntamento dell'Istituto Alberghiero, che terrà il Romanum Convivium, che poi è la ricostruzione di un pranzo romano che viene appunto confezionato in base agli studi e alle ricerche che compiono durante l'arco di tutto il mese. Oggi è una splendida giornata di fine estate, la famosa stagione spalla che dovrebbe dare supporto alla stagione principale. Voi, mi permetto di dire, avete fatto un lavoro straordinario quest'anno. La ringrazio. Noi ce la stiamo mettendo tutta, stiamo cercando di dare anche delle offerte culturali innovative. A breve partiranno le visite notturne, che sicuramente avranno un impatto e una suggestione straordinaria in questo posto meraviglioso. Stiamo dotando il sito di cartelli illustrativi per dare la possibilità a chiunque di capire esattamente dove si trovano. Insomma, tutta una serie di iniziative che sono tese appunto alla promozione del sito e far conoscere ancora maggiormente Nora nel mondo. Pula Archaios è semplicemente un altro tassello della Fondazione Pula Cultura Diffusa. La direttrice Clara Pili, un percorso straordinario quest'anno. Sì, come avete potuto vedere, grazie al supporto che ci avete dato, abbiamo cercato di distribuire gli eventi durante l'anno in modo da poter dare un'offerta delle esperienze diversificate durante tutto l'arco del 2023, e così sarà per il 2024. Pula Archaios è un evento molto importante che esiste da 19, che è arrivato alla 19ª edizione, che ha trovato di nuovo lustro quest'anno con una serie di eventi ancora più ricchi, ma non si conclude con Pula Archaios. Andremo avanti per tutto l'inverno con dei progetti chiaramente rivolti soprattutto alle scuole e con delle attività che poi via via renderemo note nel sito della Fondazione. La flessione naturale che c'è ad agosto, con un calo quasi fisiologico sia di presenza nei siti sia di turisti, che poi riprende verso settembre, non ha colpito Nora. C'è stato un calo e l'abbiamo visto anche noi nella destinazione in generale, però Nora è riuscita, grazie agli sforzi che sono stati fatti, è riuscita a tenere ad avere anche un incremento rispetto al 2022, quindi al 31 agosto 2023 ha chiuso con poco meno di 70.000 visitatori contro i 53.000 del 2022, quindi siamo molto soddisfatti di questi risultati raggiunti. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia.
Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Lavoro, professioni, salute, sanità, informazione, ma anche la rete che deve coltivare sentimenti di antiviolenza nelle diversità, nelle disparità, nelle discriminazioni di genere, sui genesi e tutto questo ed è anche altro. Siamo con la dottoressa Anna Rita Recca dell'Ordine dei Medici di Cagliari. Dottoressa, quanto è ambizioso e quanto c'è bisogno di un evento come Sui Generis? Ma Sui Generis è un evento che, come ben sai, si ripropone ormai l'8ª edizione quasi. La cosa interessante di questa manifestazione è che gli ordini professionali, quest'anno siamo in 5, hanno sentito la necessità di incontrarsi e di incontrare i nostri iscritti e confrontarci su queste tematiche. In particolare le tematiche delle pari opportunità coinvolgono tutti, ovviamente. In questo caso è valorizzato dal fatto che noi veniamo fuori da una pandemia. Questi anni sono stati tremendi per le professioni. Noi medici sappiamo perché, siamo stati coinvolti in maniera diretta, abbiamo pagato anche con un numero di morti molto elevato, colleghi che si sono sacrificati. Noi siamo passati da essere eroi ad essere, come siamo oggi nella stampa, abbastanza maltrattati, finiamo sempre per essere comunque indicati come delle persone, degli operatori poco seri che si occupano molto poco dei pazienti. Ecco, da medico a medico, qual è il messaggio che deve venire fuori da questa 3 giorni che si tiene dal 14, che è giovedì, a sabato 16 settembre? Ma il messaggio che deve venire fuori è che comunque in un momento di crisi come questo gli ordini professionali hanno il dovere di confrontarsi, di trovare delle soluzioni comuni, soprattutto di analizzare i problemi che sono comuni, perché comunque tutti noi rispondiamo poi ai nostri utenti e che per noi sono ovviamente i cittadini, ma ai cittadini rispondono anche gli altri ordini professionali, i giornalisti, i dottori commercialisti, gli psicologi e gli avvocati che sono i nostri compagni di viaggio. Sui Generis 2023 mette assieme gli ordini professionali dei medici, degli avvocati, degli psicologi, dei dottori commercialisti e, non ultimo per importanza, ovviamente anche quelli che sono, come dire, alla guardia di quelle che sono le deontologie. L'Ordine dei Medici in questi 3 giorni che messaggio avrebbe piacere passasse? Beh, intanto l'evento è un evento che vede la luce di nuovo dopo diversi anni in cui per ovvi motivi, per motivi Covid, non ha potuto essere tenuto. Quindi questo fatto già di per sé rappresenta un messaggio che comunque è il rispetto, io lo chiamerei proprio così, il rispetto del genere, in questo caso del genere femminile, e la coniugazione al femminile delle diverse professioni deve essere ribadita ulteriormente, e credo che, perché volevo dire qualora fosse necessario, ma in realtà purtroppo è necessario farlo, e quindi questo evento rappresenta questo fatto. L'Ordine dei Medici anche a livello nazionale, tutti gli ordini, la Federazione degli Ordini, ovviamente si trova spesso costretta a commentare casi di violenze, soprattutto a carico delle dottoresse, delle donne che interpretano questa professione, spesso senza le adeguate garanzie, senza una sicurezza che sarebbe di base. Qual è il suo sentimento? Il mio sentimento, che peraltro non è un mio sentimento, ma è un problema che è ben noto anche a livello di federazione nazionale, sul quale si è appuntato proprio sulla nostra agenda questo tipo di problematica. Certo è che il problema, secondo me, secondo il mio parere, deve essere affrontato fin dalle scuole elementari, cioè il rispetto per il cosiddetto sesso debole, ammesso che lo sia, ma non lo è, ma ecco, dovrebbe essere assolutamente insegnato fin dalle elementari, dalla scuola materna, perché deve cambiare proprio la mentalità
di atteggiamento nei confronti della donna in genere. E naturalmente se questa donna fa una professione come il medico e quindi è sottoposta ovviamente a molto di più, perché anche i maschietti sono sottoposti a questo problema. Ecco, se la donna deve affrontare anche questo problema durante la sua professione, beh, insomma, credo che proprio si debba agire veramente alla radice delle cose. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, ciocco-fette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. In apertura di puntata abbiamo parlato dell'appuntamento di questa settimana con Sui Generis, lo abbiamo fatto con le interviste di Mario Frongia, con Anna Rita Ecca che fa parte del direttivo dell'Ordine dei Medici e con il presidente Emilio Montaldo. Sui Generis, le giornate cagliaritane delle pari opportunità, 5 ordini professionali si incontrano per ripensare l'ottica di genere, lavoro, professione, salute, sanità, formazione, istruzione, libertà delle donne. Lo facciamo anche con Rossella Galizzai, che è una donna che nella sua attività professionale si è affermata e da 2 stagioni consecutive presidente dell'AIO, che è l'Associazione Italiana degli Odontoiatri per quel che riguarda la Sardegna, arriva ed è nativa dalla Barbagia, da Teti, una piccola cittadina di 600 abitanti, e poi ha iniziato questo viaggio nella professione che ha dato grandi soddisfazioni. Allora, assolutamente sì, sono molto contenta, sono molto orgogliosa insomma, del percorso che ho fatto, anche perché le mie origini, come ho detto prima, che mando avanti e non rivendico, anzi sono quelle barbaricine, quindi testarda, determinata, con un obiettivo che fin da quando era bambina dicevo di voler diventare medico e che poi nella realtà sono riuscita a concretizzare, ovviamente grazie al supporto della mia famiglia, ma con la voglia di fare. E mi ha portato a essere un odontoiatra a Cagliari. Ecco, andiamo per ordine. Medico sì, odontoiatra perché? Allora, odontoiatra perché? Perché fin da bambina ho avuto, come la maggior parte delle persone, varie problematiche di natura odontoiatrica. Sono stata seguita da uno dei miti dell'odontoiatria della nostra città, che è il professor Falconi. Sono entrata nel suo studio, nel suo ambiente come paziente e lui sicuramente con tutto il suo entourage mi hanno fatto innamorare nel tempo della professione.
Al pari di questo però c'è anche da dirlo il fatto di avere una laurea specialistica per entrare nel mondo del lavoro prima con dinamiche ormai ridotte rispetto a quello che poteva essere la laurea in medicina e poi la specialistica. Sono stata fortunata anche in questo perché comunque sono stata seguita dal mio professore di tesi, il professor Falconi, con il professor Rodini, che mi hanno permesso poi, appena laureata, iniziare a lavorare subito. Quindi ovviamente un percorso che non ha trovato nessun intoppo. Io a distanza di una settimana che mi sono voluta prendere io di tempo, di riposo, ho iniziato a lavorare e ancora lo sto facendo. Ogni giorno di più sono innamorata del mio lavoro, del rapporto che instauro con i pazienti e in parallelo del lavoro che ho portato avanti nell'associazione di cui sono entrata a far parte a un paio di mesi dalla laurea. L'appoggio è nato perché ho iniziato a frequentare lo studio di Enrico Lai, che era il tesoriere dell'AIO nazionale e locale, mi ha proposto questa avventura, mi è piaciuta, ci ho creduto, ci credo e ci sto dentro praticamente da sempre, perché sono entrata in punta di piedi, come dico io, e poi nel 2019 mi è stata proposta la presidenza. Prima donna presidente. Prima donna presidente, mi ha meravigliato tantissimo, mi ha sorpreso, perché non me l'aspettavo fondamentalmente, perché è la prima volta che succedeva, non pensavo forse di essere all'altezza di, e invece poi, come in tutte le altre cose, mi sono impegnata, ci ho messo tutta me stessa e continuo a farlo. E poi c'è stato il secondo mandato, con il primo triennio finito, il secondo che è iniziato a gennaio di quest'anno e di cui insomma sono fiera di fare perché mi piace, perché proprio è la parte in parallelo alla professione, ma le due cose devono per forza e necessariamente andare avanti, perché comunque una professione come la nostra va seguita e organizzata in un certo modo. La nostra associazione dà tutti gli elementi crismi ai professionisti e agli odontoiatri per farlo, ed è per questo che io ci sono dentro da 20 anni, sono proprio contenta del percorso che ho fatto, ma che abbiamo fatto come AIO Cagliari, come gruppo di lavoro con tutti i colleghi che mi seguono, perché abbiamo organizzato costantemente in presenza sul territorio corsi, simposi, congressi, con una richiesta e una presenza locale, nazionale ed internazionale. Noi come AIO Cagliari abbiamo allargato il nostro lavoro, iniziato prima piccole dosi qua su Cagliari, l'interprovinciale, abbiamo iniziato col simposio sardo, il primo 20 anni fa, novembre 2003, il 14 novembre 2003. Ecco, sottolineiamo il fatto che in questi simposi si incontravano non solo i medici ma anche gli odontotecnici. Allora, nei nostri eventi culturali la professione odontoiatrica dà spazio a tutti, quindi nei simposi e nei congressi noi organizziamo delle sessioni che sono per gli odontoiatri, per le igieniste, per le assistenti e per gli odontotecnici, ossia per tutto il team odontoiatrico, perché tutti dobbiamo lavorare insieme. In uno studio c'è l'odontoiatra, c'è l'assistente, c'è l'igienista, c'è l'odontotecnico che collabora e tutti devono convogliare nella stessa direzione. Oltre a questo poi abbiamo sempre cercato di organizzare dei corsi e degli eventi in multidisciplinarietà con i medici. Perché? Perché alcune branche del nostro lavoro le condividiamo con i pediatri, con gli otorini, con il dermatologo, quindi cerchiamo di allargare un po' la platea, sempre nell'ottica però di valorizzare il lavoro dell'odontoiatra, dei colleghi, e questo ha avuto, per quanto riguarda il nostro seguito, una crescita qui sul territorio, una crescita nazionale, perché noi siamo la compagine del Sud Sardegna, per quanto riguarda il mio gruppo, che collabora in primis con il gruppo del Nord Sardegna di AIO Sassari, ma soprattutto che collabora con un gruppo nazionale che coordina col direttivo nazionale, quindi l'associazione nazionale che con le varie sedi in Italia cerca di coordinare. Noi siamo come Cagliari una delle sedi più grandi come numero di iscritti. Oltre 200. Siamo oltre 200, quest'anno siamo 250 in numeri. E mi dicevano, mi scusi se la interrompo dottoressa, che oggi oltre il 50% è in rosa. Allora, abbiamo una buonissima percentuale di quote rosa. Che aumentano di anno in anno. Bello, e noi diciamo che col discorso del sui generis che partirà giovedì pomeriggio, diciamo che abbiamo fatto un po' da precursori,
perché lo scorso anno, quando c'è stato il congresso di Kia nel 2022, l'11° congresso di Kia, il nostro tema di quel congresso era gender shift, ossia abbiamo, e questa è una cosa che per noi e per me ovviamente è un grande valore, abbiamo portato a quel congresso lo stesso numero di relatori uomini e il numero di relatrici donne, perché come ho già detto a suo tempo, per noi donne c'è spazio sul lavoro, però nei congressi e nelle relazioni c'era sempre un po' una minoranza. Noi con quel congresso abbiamo avuto sullo stesso piano stesso numero di uomini e di donne, perché ormai stiamo comunque sul campo raggiungendo grandi numeriche per quanto riguarda la quota rosa. Prendiamo atto di tutto questo passaggio, questa crescita sia personale che della quota femminile nel mondo dell'odontoiatria, ma vorrei sottolineare un particolare che molti non sanno, che dalle problematiche della bocca nascono tante altre malattie. Ovviamente, allora diciamo che problematiche alla bocca sono associate a tutta un'altra serie di dinamiche che possono essere di natura cardiologica, possiamo avere problematiche di natura dermatologica, di natura reumatologica, quindi ovviamente il nostro lavoro viene quotidianamente messo e chiesto a confronto insieme a quello di altri specialisti, perché si lavora in varie direzioni. Caso di questi giorni di una paziente che deve iniziare tutto un discorso suo di natura reumatologica, che prima però di intraprendere terapie di un certo tipo hanno richiesto la consulenza in studio da me per capire se ci sono tutte le condizioni atte a iniziare quella terapia, quindi segno che quello che succede nella nostra bocca e sui nostri denti e sulle nostre ossa non è soltanto un problema che riguarda il resto del corpo, ma riguarda proprio la nostra bocca nella compagine dell'intero corpo. Come è cambiato, parliamo della sua esperienza personale, negli ultimi 20 anni il lavoro nell'odontoiatria? Allora, è cambiato, diciamo che cambiamenti sul nostro campo ci sono, perché ovviamente tutta quella che è la dinamica del digitale e dell'estetica, che riguarda un po' tutto quello che è il resto della medicina, sta interessando molto anche l'odontoiatria. Quindi c'è la componente fondamentale che i pazienti sanno molto, sono documentati, mentre prima arrivavano in studio, ti chiedevano una terapia, una cosa, tu gliela spiegavi perché è doveroso spiegargliela, ma allo stesso tempo dicevo ok, sì, un po' si facevano accompagnare. Oggi arrivano già preparati. Arrivano che o perché hanno avuto modo di sentire altri colleghi o perché c'è il dottor Google, il tutologo, che spiega, che quindi arrivano con domande e pertinenze che possono essere più o meno corrette, quindi a quel punto sta a noi sul campo, con la nostra professionalità, con la nostra preparazione, dimostrare che cosa è realmente fattibile e che cosa no, che cosa può essere veramente una cosa empirica o cosa invece una cosa che si può concretamente realizzare nella nostra bocca, perché è chiaro che un paziente che si occupa di tutt'altro nella vita arriva e vorrebbe la bocca perfetta, bella, bellissima, facendoti anche l'esempio magari del personaggio famoso di riferimento, e sta a noi spiegare che magari nella sua bocca quel lavoro non può essere fatto per una serie di motivi clinici, medici, fisiologici e non soltanto per un discorso estetico. Quindi questo ci deve mettere sempre comunque sul piano per essere sempre pronti e preparati a quello che è la richiesta che ci viene fatta dai pazienti. Ci dobbiamo essere, come dire, sempre sul pezzo su quello che loro ci chiedono per accontentarli laddove è possibile, ma anche spiegare che non sempre. Io dico ai miei pazienti, quando mi chiedono delle cose che sono un po' astruse, dico io avrei tutto l'interesse a fare questo lavoro, a mettere un circolare, ma se non ci sono le condizioni per farlo non sarebbe un lavoro fatto bene, perché poi lì si va oltre il discorso soltanto dell'accontentare il paziente, ma c'è un discorso di tipo deontologico, di serietà professionale che bisogna sempre mantenere e sempre tenere come punto di riferimento. Cioè io devo sapere che quello che sto facendo in bocca deve essere un lavoro che deve essere fatto perché va fatto così e non tanto perché la moda richiede così o perché il paziente mi ha chiesto così. Dottoressa Galizai, una domanda a bruciapelo che piace molto ai nostri telespettatori. Leggiamo delle pubblicità, vediamo delle pubblicità dove si parla
della possibilità di cambiare tutti i denti in 24 ore. Fino a che punto è possibile? Allora, diciamo che ci sono delle dinamiche che il professionista in studio deve considerare, che sono condizioni cliniche. È ovvio che c'è una pubblicità sanitaria che molte volte va oltre quello che è anche il previsto. Non dico che sia una pubblicità ingannevole, però sicuramente porta molte persone che hanno delle dinamiche in bocca critiche all'illusione, e quindi io spero che nel momento in cui i colleghi fanno questo tipo di pubblicità si rendano conto delle illusioni che molte volte creano nelle persone e delle aspettative, e quindi mi auguro che nel momento in cui poi in studio arriva quel paziente venga tenuto in considerazione veramente l'aspetto clinico e poi la pubblicità lasci un po' il tempo. Molti scelgono di partire, di prendere un aereo e volare all'est per fare un intervento di questo tipo. Sì, abbiamo anche questa dinamica. E ne avete parlato nei vostri congressi? Del turismo odontoiatrico, del turismo dentale, perché ovviamente ci sono delle proposte molto allettanti ovviamente che arrivano dall'estero, dove ci sono o colleghi nostri che vanno proprio all'estero a lavorare, o strutture all'estero che propongono pacchetti di vacanza dove uno parte con la famiglia, parte con grosse problematiche e poi torna in Italia con invece la dentizione perfetta. Anche lì bisogna sempre capire e valutare quando ci sono le condizioni reali per farlo, perché io dico sempre, se qui c'è un professionista che ti solleva una serie di dubbi sulla riuscita di quel lavoro, dico possibile che non ti venga il dubbio che dall'altra parte dell'Adriatico tutte queste cose che secondo loro possono essere sistemate e poi alla fine qualche criticità possono presentarla. Poi magari nell'immediato la criticità la risolvono, però poi dopo un paio d'anni quella che era la problematica che era stata sollevata a Cagliari, a Sassari, a Roma, a Milano si ripresenta con poi noi sul campo che dovremmo rimettere mano laddove è stato fatto un lavoro da terzi. Quindi bisogna sempre stare attenti a queste dinamiche. C'è poi una dinamica che ovviamente è anche quella economica, perché non nascondiamoci dietro un dito, chi parte così perché fa un confronto economico e dice ah qui mi hanno chiesto tot e lì mi hanno chiesto un terzo. Sì, un terzo perché devi considerare tutta una serie di cose, cioè se io vado a comprare una maglietta e la pago in un certo modo, la mia maglietta fatta in un modo avrà quel materiale, avrà quella tassazione, avrà quella fiscalità. In Italia nei nostri studi si garantiscono materiali, c'è un sistema fiscale che noi non è dei più belli, però questo abbiamo e questo dobbiamo comunque rispettare, che in altre realtà non c'è, e quindi ovviamente questo porta ad un abbattimento dei prezzi. Il problema però è sempre quello che poi ti viene proposto in bocca, perché non dimentichiamoci che dietro un discorso di estetica, di costi, c'è sempre un discorso di salute che deve essere salvaguardato, cioè la base, l'ho detto prima e lo ripeto, fondamentale è sempre la salvaguardia della salute della bocca, della salute del nostro fisico, del nostro organismo a 360 gradi. Siamo alle conclusioni. Negli ultimi 24 mesi ha organizzato 2 congressi internazionali al Chia Laguna, e in questi congressi sono arrivati colleghi dagli Stati Uniti, dal Brasile, da tutto il mondo. Questi incontri in quanto vi aiutano nel migliorare la professione? Allora, abbiamo, diciamo che io ho avuto la fortuna, la voglio chiamare così perché è stata una grossa sfida per me, per il gruppo con cui lavoro, il gruppo di AIO Cagliari, di trovarci per colpa del Covid a organizzare 2 congressi a distanza di 12 mesi, perché i nostri congressi, i congressi internazionali hanno una cadenza biennale. Abbiamo iniziato nel 2015, sempre a Chia, 15, 17 e 19, doveva essere 21, col Covid posticipato al 2022, quindi abbiamo avuto dopo un anno 22-23, con un successo che nel 2022 è stato importante, nel 2023 è stato rinnovato e amplificato, e ovviamente il fatto di essere però già a varie edizioni, perché dal 2015 che abbiamo iniziato, ha portato tutto il mondo odontoiatrico
a riconoscere in questa realtà del Congresso Internazionale AIO una bella realtà dove i relatori hanno il piacere di venire e di portare le loro relazioni, dove i partecipanti non soltanto locali, ma dove per locali intendo sardi italiani, ma proprio internazionali. Noi abbiamo avuto partecipanti che sono arrivati dalla Francia, che sono arrivati dall'Asia, abbiamo alcuni partecipanti che sono arrivati dal Nord Africa, dagli Stati Uniti, dal Brasile, quindi tutte persone che hanno affrontato un viaggio per venire a partecipare al nostro congresso. Tutto questo nato dal fatto che comunque noi con alcuni nostri rappresentanti andiamo all'estero, ci facciamo conoscere all'estero, quindi abbiamo i colleghi che partecipano alle varie fiere, ai vari incontri, all'ERO che sono l'incontro degli odontoiatri a livello europeo, l'FDI che è l'incontro a livello mondiale, quindi ha fatto sì che la realtà AIO in Italia esistesse e per quanto riguarda Cagliari fosse una vetrina di AIO nel Mediterraneo e nel mondo, perché negli ultimi congressi avuti abbiamo avuto questa conferma proprio della internazionalità del nostro evento. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirsu.it. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera, questa sera vi portiamo a Capoterra, a Casa Melis, per la nona edizione delle Notti Bianche di Capoterra. Lo facciamo con l'associazione Soconnottu e andiamo subito a incontrare Cristian Ruiu, che è l'organizzatore di un evento culturale, dalla presentazione di un libro alla vestizione di un abito tradizionale di Busaghi, per passare ai coli polifonici come state sentendo alle mie spalle e soprattutto le degustazioni. E allora con il nostro Antonio Carta siamo pronti a fare un nuovo viaggio con Panorama Sardo qui a Capoterra.
chi candore genargentu, are zaniniare sa smontagna, are zaniniare sa smontagna, notte silenziosa in sa scampagna, notte velurore senza vento, luna chi candore in genargentu, pare zaniniare sa smontagna, pare zaniniare sa smontagna. Soddisfazione per me essere ospite di questa comunità e quindi rappresentare non solo la tradizione nuorese con la polifonia di scuola nuorese dei cori polifonici, ma anche tutte le altre tradizioni, le maschere barbaricine, il canto a concordo, i tenores, il gioco antico della murda. Quest'anno abbiamo delle novità. L'amministrazione ci ha dato possibilità sempre di migliorare questo evento. La nona edizione è particolarmente ricca, avendo ospite la candidata Miss Mondo. Abbiamo deciso di vestirla con un abito tradizionale femminile che appartiene alla mia collezione, in questo caso è del paese di Busacchi, e poi abbiamo avuto anche un momento letterario con la presentazione del libro del capo della banda della Brigata Sassari, Andrea Zeni, che ha raccontato tutti i suoi aneddoti della vita militare, anche della storia di questa bellissima banda che ci rappresenta in tutta Italia, non solo in Sardegna. La vostra associazione in particolare segue quello che è il ritmo, permetto di dire, dell'identità, in una chiave di conservazione che è fondamentale. Sì, proprio la nostra scelta di intitolare l'associazione a Zucconnotu ha due motivi principali. Zucconnotu è il vero primo dramma in due atti scritto da un autore sardo, da un letterato che era Romano Ruiu, e racconta la sommossa di Zucconnotu dei pastori e contadini che si ribellano contro l'autorità nazionale che vuole privatizzare le loro terre libere, dove invece hanno il loro lavoro di una vita. E poi racconta il significato stesso della parola, che Zucconnotu ormai è entrato nell'animo dei sardi, è il conosciuto, quello che ci hanno tramandato i nostri avi. E io ho avuto la fortuna di conoscere nonni e bisnonni, anche una bisnonna carissima. Questa è una fortuna, un'identità, un patrimonio culturale, una ricchezza che ognuno di noi si porta dentro, perché a queste persone anziane chiediamo dei consigli, ci hanno ascoltato, ci hanno indirizzato, e io spero che anche i giovani di un domani hanno questa fortuna nostra di fare le giuste scelte quando arriva il momento opportuno e di non tralasciare che nell'innovazione, nella modernizzazione bisogna tenere sempre, dare il giusto valore alle tradizioni popolari, alla nostra identità, agli usi e costumi della nostra terra, e quindi questo è il nostro obiettivo, che lo facciamo con passione, non perché è un dovere, ma lo sentiamo di farlo, ci piace. E allora con questo concetto forte, identitario e di passione, non ci resta che andare a conoscere gli altri protagonisti di questa giornata qui a Capoterra con un filo diretto con Nuoro. Qui da Casa Mellis incontriamo il primo cittadino di Capoterra. Buonasera Sindaco. Buonasera. Per Panorama Sardo una nona edizione di Notte Bianca con tante connessioni e tante belle scelte da poter fare. Assolutamente sì, buonasera, è la nona edizione, fa seguito appunto a tante altre che hanno avuto un grande successo, e anche stasera vedo che c'è una grande risposta da parte dei cittadini di Capoterra e non solo. Per noi un grande valore, come dicevo a Cristian Ruiu,
che è il presidente appunto dell'associazione Sugonnottu. Per noi è un onore poter avere questo suo contributo per la nostra comunità. È un grande evento organizzato dove si fondono varie realtà culturali e storiche. Le nostre locali con quelle del centro Sardegna. Dicevo appunto a Cristian, non siamo così lontani, perché ricordiamo Capoterra fu rifondata appunto con le famiglie che arrivavano dal centro Sardegna, dal Nuorese, quindi c'è questo legame forte col centro Sardegna e Capoterra che continua ancora oggi e con grande successo. Oggi volevo ricordare anche la presentazione del libro che è appunto una persona che racconta la sua vita portando il nome della Sardegna in giro per il mondo, che è la Brigata Sassari. Abbiamo accompagnato oggi un nostro ultimo reduce, 102 anni, il signor Giuseppe Paulis, che voglio ricordare qui con voi, che appunto mi raccontava sempre negli ultimi incontri di quella che era la nostra vita a Capoterra, quella che era il nostro modo di essere famiglia, ed è quello che con questi eventi culturali vogliamo portare avanti. Ricordiamoci da dove veniamo e della grande famiglia che eravamo e andiamo avanti col sorriso, perché è la ricetta per vivere a lungo. A Casa Melis è uno dei vostri simboli della città di Capoterra? Assolutamente sì, è un lascito del signor Melis, del cavalier Melis, ne siamo onorati e mia responsabilità tenere alta questo dono, con quello che avete potuto vedere, la realtà di questo luogo, che è la casa di tutti, dove portiamo anche quelle che sono le grandi personalità del mondo culturale e artistico del nostro territorio. È il cuore del nostro paese, e da qui ho fatto riprendere l'attività culturale nel nostro territorio. Da 2 anni è sempre stata al centro delle attività. Particolarità diversa dal nostro, perché se avete notato noi abbiamo il fazzoletto sotto, poi l'altro, e invece loro mettono il fazzoletto in modo diverso dal campidanese. Ecco qua. Dalla cultura, e grazie a voi pubblico che avete partecipato a questa manifestazione. Auguro alla musica un gran successo. E mentre alle nostre spalle il coro polifonico di Iglesias si esibisce e scaldano le voci, ci ha raggiunto l'assessora delle tradizioni e della cultura di Capoterra. Assessora, quanto è fondamentale fare questi eventi e farli in una chiave di collaborazione? Assolutamente indispensabile per il nostro paese. Capoterra è un paese che ama le tradizioni e noi vogliamo portarli avanti perché possano essere conservati e preservate nel tempo. Siamo fieri e orgogliosi di avere una giornata come questa, perché ci riporta indietro nel passato, in quelle che erano le tradizioni dei nostri avi, e viviamo proprio una giornata di festa, di usi, costumi, con i nostri gruppi folcloristici. Ora si stanno esibendo proprio il gruppo de Sascavizzada di Capoterra, prima abbiamo sentito il coro di Iglesias, perché noi uniamo le varie tradizioni del territorio della Sardegna unitamente a quelle che sono le tradizioni proprio del nostro paese. Ci hanno parlato anche di un libro, abbiamo qui il protagonista, che non è solo colui che ha scritto il libro, ma è colui che per 40 anni ha diretto uno degli emblemi, uno dei blasoni, uno che ha rappresentato quello che è la nostra Sardegna. Lo facciamo presentare direttamente a lui. Benvenuto alle telecamere di Panorama Sardo e di Telesardegna. Grazie, buonasera. Sì, ho avuto la fortuna, l'onore, il piacere, il gusto di dirigere la banda della Brigata Sassari per circa 35 anni. E molto modestamente abbiamo pensato insieme a Alessandro Garau, che è il coautore, di scrivere un libro per raccontare questa meravigliosa storia, non perché sia la storia dove io sono protagonista, ma quella che è la meravigliosa storia di questo complesso musicale, che oggi giorno è uno dei complessi musicali più conosciuti, grazie anche all'inno di Monios del panorama musicale militare italiano.
Che emozione si prova a essere non solo il protagonista ma anche a portare custode di questa cultura, perché alla fine si tratta anche di veicolarla, no? Questa cultura, questa identità sarda. Ma un senso di gratitudine alla vita, nel senso, io anche nel libro mi reputo una persona fortunata, sono una persona semplice che ha avuto la fortuna di incontrare questa possibilità. Che poi qualcuno dice che sono stato audace, sono stato perseverante, però è un piacere immenso che anche averla lasciata in buone mani, piena di vitalità, e vedere che prosegue la sua bellissima attività. Dove lo possiamo trovare il libro, a parte in quelli che sono i canali ufficiali? Allora, il libro, chi non viene alle presentazioni può trovarlo su Amazon, in 2 giorni ce l'ha in casa, senza spese di spedizione, il costo è abbastanza contenuto. Questo sarà il primo e l'ultimo o ce ne sarà anche un altro? Ah, questo non lo so, la modestia mi dice che sia fortunatamente uno, poi se dovesse venire un altro non lo so, però intanto accontentiamoci di aver... Non è facile, pensavo fosse più semplice scrivere un libro, ma non è semplicissimo. Come anticipato da Christian Ruiu, abbiamo qui Deborah, terza classificata Miss Mondo, capoterra, questo è il vestito di Busaki donato dalla collezione privata di Christian, l'emozione di avere questo abito che ci fa fare un viaggio nel tempo. Sono veramente onorata di essere qua a rappresentare la bellezza di Capoterra. Come appunto ha già detto Christian, il signore qua presente, l'abito è di Busaki, che è un paesino dell'Oristanese. Avrò il piacere anche di sfilare per loro il 29 settembre in un monastero. Niente, sono super emozionata. La differenza di sfilare con un abito così e sfilare con i costumi di un concorso come Miss Mondo, le varie Miss, l'emozione è uguale, però il contenuto è diverso. Beh, certo, sicuramente è un'emozione fortissima. Io poi non ho mai sfilato con un abito sardo e non ho neanche mai indossato un abito sardo, dunque sicuramente è un'emozione grandissima. E fa caldo però, fa tanto caldo. Ebbene sì, siamo giunti alla conclusione di questa magnifica serata qui a Capoterra, a Notte Bianca, in collaborazione con Soconnotto, che ci ha portato a livello culturale, a livello passionale, ma soprattutto identitario, a scoprire quelle che sono le connessioni tra la Sardegna, tra i paesi della Sardegna e soprattutto con una grandissima partecipazione di pubblico qui a Capoterra, a Casa Melis. Sì, è un successo e cerchiamo ogni anno di migliorare l'evento, di rappresentare tutte le nostre identità e tradizioni dell'intera isola. Adesso proseguiamo la serata e andiamo anche oltre la mezzanotte, c'è spazio all'Etno Rock con un gruppo locale di suonatori. Grazie dell'interesse per questo evento e alla prossima. E allora non ci resta che dare la linea alla regia, continuate a restare con Panorama Sardo Tele Sardegna, perché da noi l'attualità è di casa.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E anche questa settimana siamo in chiusura di trasmissione che abbiamo aperto parlando del mondo delle costruzioni sulla base dell'approvazione del piano casa e avevamo promesso di chiudere parlando dell'auto e lo facciamo negli uffici della Special Car Group con Nicola Vacca, che è anche responsabile per Confindustria del settore automotive, perché sono tre gli argomenti molto recenti che ci portano a riflettere. Il primo è che il commissario europeo Bremer ha intravisto grandi difficoltà a raggiungere nel 2035 l'obiettivo del tutto elettrico, quindi del blocco della vendita delle auto diesel e benzina. Difficoltà dovuta al fatto che ci sono almeno tre grandi gruppi europei, Stellantis, Volkswagen e Renault, che rischiano di perdere milioni di posti di lavoro, ma anche perché gli ultimi numeri ci dicono che nel 2016 le auto cinesi vendute in Europa erano 75.000, nel 2020 220.000 e sono arrivate alla quota nel 2022 di quasi 400.000, quindi un'invasione del mercato. Sì, diciamo che i cinesi ormai con le auto elettriche, la politica che ha adottato la Comunità Europea, quello di facilitare le auto elettriche nel continente europeo, sicuramente agevola più i cinesi che gli europei, perché è una decisione che è stata presa abbastanza velocemente, mettendo anche dei limiti abbastanza ristretti per la trasformazione del mercato. E questo ha fatto sì che i cinesi fossero avvantaggiati, perché i cinesi avevano quella tecnologia e quindi ovviamente gli abbiamo regalato, ci siamo fatti un bel autogol, forse anche 2 o 3.
L'osservazione del commissario europeo è anche quella che questo mercato colpisce soprattutto le macchine della linea medio-bassa, mentre gli standard più alti si sono adeguati prima e la scelta è diversa. Beh, sicuramente diciamo, la fascia bassa è più aggredibile, anche perché i cinesi hanno dei costi di produzione molto più bassi rispetto all'Europa. Come costi di manodopera? Costi di manodopera, costi di sicurezza sul lavoro, costi di materiali, approvvigionamenti, cioè hanno costi di interessi bassissimi, perché i soldi non dimentichiamoci che noi li paghiamo, oltretutto in questo periodo anche cari, sempre grazie all'Europa, ma i cinesi ce li hanno gratis dal governo, quindi ovviamente è una lotta impari, cioè non si può combattere una lotta dove le case europee per entrare in Cina devono pagare i dazi e gli europei e i cinesi vengono in Europa, non pagano niente e ci portano macchine costruite con manodopera bassa, a basso costo, sicurezza sul lavoro che non ha paragoni rispetto a quella europea, costo del denaro bassissimo, aziende finanziate completamente o in gran parte dallo Stato cinese, quindi una lotta dello Stato cinese contro gli imprenditori europei che invece devono lavorare con i loro soldi o con i soldi prestati alle banche, è una cosa completamente diversa. Quanti anni ci vorranno, dottor Vacca, per l'adeguamento delle fabbriche che costruivano motori termici nella realizzazione dei motori elettrici? Ma allora, la conversione è già iniziata. Io sono del parere che in futuro non ci sarà solo una propulsione, non sarà solo elettrico. Infatti se vedete ultimamente si stanno cominciando a studiare delle nuove tecnologie, gli e-fuel, piuttosto che i biodiesel, piuttosto che l'idrogeno, piuttosto insomma, quindi ci sono delle nuove tecnologie che stanno venendo fuori e dal lato normativo l'Europa sta già iniziando sotto pressione dell'Italia, della Germania e di altri paesi a cambiare le norme, perché chi c'era prima probabilmente era un integralista o aveva affari suoi personali per cui ha lavorato solo sul discorso elettrico. Oggi si sta lavorando su abbassare l'inquinamento, la cosa corretta è abbassare l'inquinamento, non lavorare solo sull'elettrico, perché così stiamo passando la palla completamente in mano alla Cina. Gli ultimi dati ci parlano di una crescita delle vendite in Europa del più 16%. Cosa è accaduto negli ultimi mesi in Italia? Ma in Italia lo stesso c'è stata una bella crescita, parliamo più o meno di un 20%, quindi comunque il mercato sta crescendo, ma sta crescendo un po' perché c'è disponibilità di prodotto, c'è più disponibilità rispetto all'anno scorso. È ovvio che se andiamo a confrontarlo col mercato del 2018-2019 siamo in calo, ma rispetto al 2021-22 che avevamo prodotto veramente col contagocce, ovviamente il prodotto sta crescendo e quindi i volumi aumentano. Che tipo di vendita fate in questo momento a livello di concessionarie? Ma la richiesta un po' è calata per via dei tassi alti e quindi ovviamente il costo dei finanziamenti e per via anche insomma, dei costi generali che sono cresciuti in tutte le famiglie. Quindi in questo momento diciamo, la richiesta di auto è un po' calata rispetto ai mesi precedenti, però per contro abbiamo più prodotto. Quindi... Ecco, ma mi sono espresso male. Che tipo di contratto si fa? Che tipo di vendita? È difficile che arrivi oggi il cliente con il contante che ti compri la macchina. Ah no, beh, diciamo che l'80% delle macchine, se non anche più, forse l'85% sono finanziate, o con leasing o con finanziamenti oppure noleggio. 30% è noleggio, il resto è leasing o finanziamento. Quindi noleggio in crescita? Noleggio in crescita, poi oggi stanno nascendo delle nuove tipologie di noleggio, noleggi a mesi anziché anni, quindi anziché 2 anni, 3 anni, 1 anno, 5 anni, ci sono delle società, anche qui cinesi, che stanno cominciando a proporre il noleggio mensile, quindi tu paghi un canone per un noleggio mensile e puoi tenerla 2, 3, 4, 5, 6 mesi la macchina. Come viaggia il mercato dell'usato? L'usato sta andando bene, un mercato diciamo sempre ha migliorato anche lì, c'è più disponibilità, quindi ovviamente anche un leggero calo dei prezzi rispetto a qualche anno fa o all'anno scorso che c'era poco disponibilità di prodotto e quindi i prezzi erano più alti. L'altra notizia è che il governo ha bloccato il decreto della regione Piemonte che voleva nell'area di Torino il blocco di 350.000 auto
con motore termico Euro 5 diesel. È un problema di polveri sottili, no? Ci sono delle norme che prevedono che se le polveri sottili vengono superate, la soglia prevista per legge, per più giorni l'anno, il comune della città metropolitana deve intervenire affinché venga normata, diciamo, la circolazione delle auto. E quindi ovviamente il comune di Torino si è portato un po' avanti, secondo me esagerando, così anche come il comune di Milano, bloccando anche gli Euro 5. Gli Euro 5, non dimentichiamo, ci sono macchine di 6-7 anni di vita. Quindi ovviamente se tu fai una legge di questo tipo vuol dire che tutta una fascia di persone che vivono in quelle città non possono più entrare in città con la macchina o hanno un accesso limitato. Mi pare che gli diano 30 giorni di accessi nella parte del centro storico o adesso credo che Milano abbia fatto la fascia A, che è ancora più estesa, quindi non è più solo centro storico. E quindi ovviamente questo è un problema, insomma, bisogna affrontarlo in maniera diversa, cioè tu non puoi impedire a uno, perché così impediamo la mobilità. Prima crei tutta una serie di servizi, crei una serie di infrastrutture e poi puoi impedire alla gente di entrare. Stanno per partire i titoli di coda, vediamo di fare le previsioni per l'autunno-inverno. Quale sarà il mercato dell'auto? È previsto un sostegno da parte dello Stato? Lo Stato, diciamo che per adesso dovrebbe uscire una nuova finanziaria. Nelle previsioni ci sono una revisione della fiscalità dell'auto, degli incentivi sulle auto elettriche, quindi insomma ci aspettiamo sicuramente qualcosa sul settore auto. Penso che incentivi così spot come li hanno fatti probabilmente non li faranno più, metteranno qualcosa di continuativo, credo. E il cliente è sensibile all'incentivazione? Allora, il cliente è sensibile quando l'incentivazione può essere usufruita. Oggi cosa succede? Che le incentivazioni sulle auto a basso inquinamento, escluse le elettriche, finiscono subito e rimangono quelle sulle elettriche, che è un mercato che oggi non sta andando. Oggi in Italia il mercato elettrico è il 4%, ma è in calo in tutta Europa, cioè anche in Germania, Norvegia, rispetto ai volumi che ha espresso in periodi precedenti, sta un pochettino calando. Ma qual è la ragione di questo calo? La ragione del calo è, secondo me, in Italia la ragione numero uno è che ci sono difficoltà a ricaricare le macchine. In certe regioni, anche la Sardegna, non dimentichiamoci che le infrastrutture sono veramente scadenti. Due, che comunque in un mondo in cui salgono gli interessi, sale tutto quanto, comprare oggi una macchina elettrica che ti dà delle limitazioni di chilometraggio, di possibilità di ricarica, ha comunque un costo che è un 20-25% più cara di una macchina combustione interna. E il terzo problema è il dubbio che uno ha sul valore della macchina elettrica dopo. Cioè, mentre oggi noi il mercato delle macchine a combustione lo conosciamo molto bene, il mercato delle macchine elettriche non sappiamo che valore avrà la macchina. Se noi assimiliamo le macchine elettriche a quello che è il mercato dei consumer, quindi telefonini piuttosto che televisori, il valore è pari a zero, perché c'è un ricambio veloce di telefonini piuttosto che di televisori, escono nuove tecnologie, e la paura che la gente ha, la maggior parte della gente ha, è questa, che oggi c'è una tecnologia che mi permette di fare con quel tipo di batteria, quel tipo di macchina 1000 km, 500 km. Domani mattina arriva una nuova batteria e ne fa 800-900. Io a chi la vendo la mia macchina usata se ha così poca autonomia? Quindi oggi il problema è perché le macchine durano, non è un problema, i motori elettrici hanno una durata lunghissima, addirittura sono garantiti per 2 milioni di chilometri, quindi non è il problema della durata del mezzo, ma il problema è la batteria, cioè quanto io posso aggiornare quella tecnologia sulle batterie e quanta durata posso dare di chilometraggio alle macchine. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche.
Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.